cos'è un network? È qualcosa che non può essere rappresentato in termini spaziali. Allora, a maggior ragione mi piace il fatto che si sottolinei questo aspetto della rete. La rete è un modello di realtà al quale noi, quando abbiamo studiato geografia, tutti noi a scuola, non siamo abituati, perché noi siamo abituati a studiare la geografia su un altro modello, che è quello invece della carta geografica. Tutti voi, quando avete studiato geografia a scuola, l'avete odiata, perché sono sicuro che ciascuno di voi, quando doveva studiare gli affluenti di destra o di sinistra del Po, diceva: ma cosa serve sapere gli affluenti di destra e di sinistra? Assolutamente niente. Allora, per il mio intervento sono partito da questo signore che è un filosofo francese che si chiama Paul Ricoeur, che ha scritto nel 90, pubblicato un testo, Soi-même comme un autre, se stesso come un altro, dove dà due diverse definizioni del concetto di identità. La prima è l'identità cosiddetta idem, la seconda l'identità ipse. La medesimezza è un insieme di caratteristiche che rendono un individuo riconoscibile, ripetutamente identificabile come lo stesso, cioè ciascuno di noi non cambia, anche se non siamo più quelli che eravamo 10 anni fa e fra 10 anni saremo diversi, la nostra identità comunque permane. Allora, l'identità concepita in questi termini è un'identità statica che permane nel tempo, che si sedimenta nel tempo. Allora, quando noi abbiamo studiato geografia, abbiamo studiato i territori attraverso questo tipo di identità, cioè la geografia descrive apparentemente un mondo che non cambia. Se qualcuno di voi ha letto Il Piccolo Principe, si ricorderà che a un certo punto il protagonista incontra un geografo su un pianeta. Il Piccolo Principe domanda al geografo di che cosa si occupi e il geografo risponde: i libri di geografia sono eterni perché quello che noi scriviamo è una realtà che dura nel tempo, è eterna, eccetera, eccetera, perché è molto raro che un oceano si prosciughi e che una montagna si sposti, a meno che non frani e succeda qualcosa. Allora, per noi la geografia è questo, cioè un mondo immutabile. C'è un altro tipo di identità che è l'identità definita come narrativa. L'identità è l'ipseità, cioè un'identità che è variabile, che è dinamica, che acquista, come dire, determinate connotazioni nel tempo, che è basata appunto non sulla permanenza, ma sull'affrancamento della permanenza, non sulla sedimentazione, ma sull'innovazione. Allora, la geografia del mondo del 2011 sta diventando sempre di più una geografia in cui le identità mutano, si trasformano, cambiano. Avanti con la prossima slide, grazie. Allora, si tratta di decidere se vogliamo che il processo di costruzione dell'identità del territorio sardo sia un processo eterocentrato o autocentrato. Di che cosa stiamo parlando? Allora, vogliamo che l'identità del territorio sardo sia decisa da qualcuno che sta fuori dalla Sardegna oppure no? Allora, attenzione, il mondo di oggi sta cambiando. Perché? Perché, come ha detto qualcuno, Torino oggi si trova in provincia di Detroit. Perché se io chiedessi a ciascuno di voi dov'è la Nestlé o dov'è la Microsoft, se dovessimo rispondere con l'idea di geografia scolastica, dovremmo dire che la Nestlé si trova nel luogo in cui c'è una sede della Nestlé, dove c'è un citofono, citofonare il signor Nestlé o Microsoft. Allora, la Nestlé e la Microsoft sono a casa vostra, sono a casa mia, sono nei nostri telefonini, eccetera, eccetera. La Microsoft, la Nestlé, no. Però ciascuno di voi a casa sua ha un prodotto della Nestlé, giusto per dire cosa significa avere una rete, cioè qualcosa che non si trova in un punto della terra, ma è distribuito. Allora, andiamo avanti. Allora, questa è l'identità tradizionale della Sardegna. Noi quando facciamo geografia siamo abituati a pensare alla Sardegna come una serie di dotazioni fisse, quindi ho messo qualche dato, l'altezza massima, la superficie, avanti pure con la prossima slide, il numero di province, 8, che come sapete è un numero spropositato per un'isola che ha una densità di popolazione, un numero di abitanti bassissimo.
cioè 1.600.000 abitanti, abbiamo 8 province, 377 comuni, eccetera, eccetera. Allora, questa è la geografia delle identità fisse. Quando noi dobbiamo dire cosa è la Sardegna, diciamo questo. Andiamo avanti. Allora, la letteratura sul territorio sardo è una letteratura intriso di determinismo. Cos'è un determinismo geografico? Molto semplicemente è un vecchio, come dire, ferro vecchio, ottocentesco, che stabilisce che le caratteristiche di un gruppo sociale, di un gruppo umano, sono prodotte dalla natura, sono prodotte dall'ambiente. Quali sono? Allora, ho preso queste da un testo di un geografo dell'Università di Cagliari, Antonio Loi, il testo si intitola Sardegna, geografia di una società, dove vengono analizzati i principali determinismi che voi trovate nella letteratura geografica sulla Sardegna, dalle guide turistiche sino ai testi anche importanti. Allora, quali sono? Insularità e isolamento. Parliamo di insularità e di isolamento, anche prima si diceva come se fosse la stessa cosa. Quando sto per raggiungere il mio tempo massimo, fate un segno anche negativo. No, non voglio rubare spazio. Allora, insularità e isolamento sono la stessa cosa? Esattamente no, perché l'insularità, cari signori, è una condizione geografica. È innegabile che la Sardegna è un'isola. L'isolamento è una condizione sociale. Ci sono isole isolate, ci sono isole che non sono isolate, ma dall'insularità, dalla condizione geografica, cioè dal fatto che la Sardegna è un'isola, non necessariamente discende il suo isolamento. Allora, altri determinismi: la natura delle coste che è ostile alle comunicazioni via mare, il rilievo frammentato, mi si dice che non esistono ad esempio percorsi o linee ferroviarie. Una volta ho chiesto a un mio amico nuorese come mai non esisteva secondo lui un percorso, un treno che portasse da Cagliari a Nuoro, e mi ha detto ma perché il rilievo è talmente frammentato che è impossibile fare una linea ferroviaria in un mondo nel quale noi abbiamo il canale sotto la Manica, cioè le persone che vanno sotto la Manica, là il problema non si pone. Noi ancora ragioniamo nei termini che abbiamo un rilievo talmente frammentato e ostile che ci impedisce di costruire, di mettere due binari, dove ci sono persone che prendono treni, che attraversano le Alpi, attraversano gli Appennini e tutto quello che volete. Però per la Sardegna si dice. La montagna sarda. Certo, allora, clima irregolare, noi saremmo dotati di un clima irregolare che in realtà il Mediterraneo è regolarissimo, è stupendo. Qualche giorno fa abbiamo avuto alla facoltà di lettere un collega di Parma che venuto a Cagliari era in estasi perché il giorno prima lui aveva i guanti ed era a 2 gradi, ghiacciava, da Parma viene a Cagliari e dice meraviglioso. Allora, i determinismi ricorrenti usano queste formule che sono tipiche dei geografi, perché la geografia è la classica disciplina, conservatrice, che ci descrive la realtà in maniera ideologica. Tutti voi, quando avete studiato geografia a scuola, ricorderete che certi paesi sono descritti come ad esempio dotati di una posizione o di un clima favorevole o di una posizione o di un clima sfavorevole. Cosa significa clima favorevole? Sfavorevole non è una nozione scientifica. Se io vi chiedessi, ma voi siete favorevoli? Voi direste, ma favorevoli a cosa? Allora, determinismi ricorrenti che trovate nei testi che si occupano di geografia. Il primo è bellissimo: pur essendo isolani, i sardi non sono mai stati navigatori. Pensa che tonti. Cioè c'è l'idea che necessariamente chi vive su un'isola ha un rapporto col mare. Adesso non mi dilungo, ci sono popoli che vivono lungo il mare che non sono navigatori, ma non parlo solo della Sardegna, in tutto il mondo. Allora, aneddoto stupido e banale ma che dà